Siamo con Daria Bignardi, ospite di Pieve Incontra. Vorrei partire con una citazione aristotelica presente anche nel libro. Sì, Chi è felice in solitudine o è un dio o è una bestia selvaggia? E nella copertina del libro campeggia una tigre, quindi si può dire che la scelta di campo è stata fatta. sì, lo dico anche nel libro, no, più che altro un Dio non potrei mai né pensare né sentirmi di essere, anzi il contrario, quindi una bestia selvaggia. D'altronde mia madre quando ero piccola diceva che ero una bestia, anzi lei diceva bestia. E dall'immagine passiamo al titolo invece, la nostra Mm. solitudine. Quindi nostra, che comunque è un aggettivo che richiama a una condivisione, mentre solitudine è un sostantivo, forse è il sostantivo più individuale di tutti. E allora in questa apparente contraddizione, Mm. cosa hai voluto dirci? Beh, che la solitudine non è una questione privata, che se ci sentiamo soli perché il mondo è regolato da leggi che ci fanno sentire soli e che la solitudine poi è anche un posto da dove rimanere in ascolto del mondo, delle cose belle del mondo, che sono tante, piccole, grandi, ma soprattutto le piccole sono belle, e anche da dove sentirci collegati agli altri, a tutti quelli che soffrono di solitudine come noi. Ecco, un'ultima battuta, siamo nella terra di Zanzotto. Che effetto fa? C'è un legame con questo Sì, grande autore? sì, sì, c'è. Ho letto la poesia di Zanzotto, che trovo bellissima e devo dire, non so se è suggestione, ma questa sera guardando le rive del Soligo con i salici piangenti, ho sentito qualcosa di un eco di quella poesia. Grazie. Grazie a voi.